Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Le ragazze del secolo scorso è un podcast a cura dell'Indice dei Libri del Mese per Intesa San Paolo On Air, dedicato alla vita di importanti figure femminili che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Dalla politica alla letteratura, dalla scienza allo sport, hanno combattuto contro le disuguaglianze sociali e per i diritti delle donne. Oppure sono state le prime a distinguersi in campi eminentemente maschili. In questo episodio ascolteremo dalla voce di Chiara Bongiovanni la storia della fumettista Grazia Nidasio, una delle pochissime autrici nel mondo delle strisce disegnate, nel secolo scorso ancora fortemente dominato da figure maschili. Nidasio ha creato personaggi indimenticabili come Stefi e Valentina Melaverde, che fotografano con ironia e leggerezza la famiglia borghese e la società italiana degli anni 70. Credo nel fumetto come mezzo ancora rivoluzionario. È il solo strumento espressivo che vive del senso del teatro e si avvale del cinema. Punta sull'immagine ma si regge sulla parola e sul linguaggio, tanto è vero che ancora oggi continua a far vivere espressioni futuriste e dadaiste, può esprimere l'attualità come la storia e perfino un possibile futuro. Certo, dipende da chi lo fa. Con queste parole, all'inizio del XXI secolo, Grazia Nidasio riassumeva in un'intervista la sua fede nella forza rivoluzionaria del fumetto. Ed era la persona giusta per farlo. Tra le ragazze del secolo scorso non sono molte, in effetti, quelle che si sono dedicate al fumetto. Tea Bertasi Bonelli, casalinga che dopo la separazione nel 1946 dal marito Gianluigi, creatore di Tex, accettò come assegno di mantenimento la casa editrice Audace, assunse il giovane Aurelio Galeppini, padre grafico del Ranger più famoso del West, diede lavoro come freelance all'ex marito e la diresse fino a farla diventare, molti anni dopo, la Sergio Bonelli Editore. Poi Lina Buffolente, che lavora per tutta la vita nel fumetto popolare, passando con disinvoltura dal western alla fantascienza, e ancora le sorelle Angela e Luciana Giussani, che nel 1962 creano con Diabolic il primo eroe noir del fumetto italiano. Infine, Elisa Penna, disegnatrice della Disney italiana, autrice dei manuali delle Giovani Marmotte e creatrice di Paperinik. E poi lei, Grazia Nidasio, fumettista e illustratrice, che per 40 anni ha mostrato con leggerezza e ironia la trasformazione delle giovani donne fino alle soglie del nuovo millennio. Nata a Milano nel 1931, Nidasio non ha evidentemente dubbi sulla sua vocazione e dopo il liceo artistico e l'Accademia di Brera approda, appena 22enne, al Corriere dei Piccoli, a cui collaborerà fino alla morte della rivista negli anni 90. I suoi primi lavori sono ancora le classiche tavole del Corrierino, quelle nate nel 1908 con le vignette disegnate senza balloon e gli ottonari in calce. Anche i personaggi non si discostano dalla tradizione, con tanto di buona azione obbligatoria alla fine di ogni storiella. Alibella è una bimbetta alata e paffuta e il buon ladro Gelsomino un dinoccolato fantomà per bambini, ma i disegni spiccano per grazia e dinamismo.
ed è proprio alla giovane disegnatrice che pochi anni dopo, nel 1961, viene affidato un fumetto vero e proprio, eppure straordinariamente moderno, Violante Rock. Nidasio non ha mai amato Violante perché era la satira affettuosamente reazionaria di un'aspirante ragazza yeye che turba gli equilibri di una serena famiglia borghese. In effetti, salta immediatamente agli occhi la distanza tra i testi del direttore del Corrierino di allora, il democristianissimo Guglielmo Zucconi, il padre del giornalista Vittorio, e l'impostazione grafica. Violante dovrebbe essere una scioccherella, schiava delle mode, ma la sua figuretta, sorridente, in mini abito rosso fuoco e calze a righe, scompagina non soltanto l'immaginario borghese, ma soprattutto la vignetta classica, da cui esce spesso e volentieri con grandi disegni sghembi e paginate ben poco canoniche. La satira dei testi si scontra con l'innovazione effettiva delle immagini, così che Violante, alla fin fine, è ben più rock di quanto il suo creatore non avrebbe voluto. Per Nidasio, Violante è un'ottima palestra, l'occasione di scardinare la tradizione grafica italiana e creare il proprio personaggio. Nel 1969 nasce Valentina Melaverde, di cui cura testo, disegno e persino il lettering. Fin dall'inizio Nidasio imposta la nuova protagonista, anzi la nuova famiglia di protagonisti, in chiave meno grottesca e satirica e più legata a una funzione di testimone dei tempi in corso, da poco dopo il 68 a poco prima del 77. Iniziate sul Corriere dei Piccoli, le vicende quotidiane, leggere e pungenti di una tredicenne milanese sbarcano infatti nel 1972 sul Corriere dei Ragazzi e segnano una nuova generazione di adolescenti. Ecco come le ricorda ad esempio Leo Ortolani, il creatore della parodia supereroistica Ratman. Non sarei narratore di storie a fumetti se non avessi ancora sotto pelle, come l'inchiostro di un tatuaggio, le storie di Grazia Nidasio, l'autrice di Valentina Melaverde. La capacità di narrare il quotidiano, la vita che ognuno di noi viveva in quegli anni, ha alzato l'asticella di qualunque sceneggiatore di fumetti. Perché è facile raccontare di viaggi interdimensionali minacciati da Cractus, il dio della quinta dimensione. Difficile è raccontare la vita di una famiglia normale, in un condominio normale, di una città normale, e lasciarti il desiderio di sapere come prosegue la storia la settimana dopo. Spin-off di Valentina sono poi le storie della piccola Stefi, che sarà la portavoce di una nuova generazione, quella cresciuta con i primi anime sulle TV private e le merendine del Mulino Bianco e, tanto per dire, il piccolo mugnaio bianco della pubblicità l'ha disegnato ancora lei, Grazia Nidasio. Comunque, Stefi è saccente e curiosa, imparentata non soltanto con la sorella maggiore Valentina, ma anche con due ragazze terribili del fumetto internazionale. Una più adulta e geniale, l'Argentina Mafalda, a cui Stefi deve gran parte della sua tendenza all'analisi sociale. L'altra, più giovane e caustica, la Grippine di Claire Bretéché, che traccerà un ritratto al vetriolo della borghesia francese dei tardi anni '80. Stefi, a cui è stata anche dedicata una serie TV curata dall'autrice stessa, commenta le vicende di attualità, ma soprattutto punta il dito sulle mode educative del momento. Con grande intelligenza e un pizzico di spirito didascalico rinnova le favole di un tempo
e ironizza sui laboratori di pittura e i genitori che vanno alle conferenze per imparare a comunicare con i propri figli. Alla carriera di fumettista Nidasio ha sempre affiancato anche quella di illustratrice di decine se non centinaia di libri, albi e opuscoli destinati a bambini e ragazzi. E sull'illustrazione si è poi concentrata con grande passione negli ultimi anni della sua vita, creando immagini per le rivisitazioni di alcuni classici, tra cui Dame, mercanti e cavalieri, una scelta delle novelle del Decamerone riscritte da Bianca Pizzorno in italiano contemporaneo, e soprattutto una riedizione del 2009 dell'Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino, in cui, ancora una volta, come già aveva fatto nel fumetto in tanti anni di Corrierino, si è divertita a incrociare a più livelli tradizione e modernità. Nidasio riprende quindi un tratto alla Luzzati per Cavalli e Cavalieri, ovvero la nuova tradizione per rivestire il classico. Ma non si ferma lì. Da quella ragazzaccia che è, pasticcia tutto, gioca con il collage e il fotomontaggio. Il castello di Atlante, da cui esce l'ippogrifo, è ispirato al Guggenheim di Bilbao, e la meta di Astolfo e l'impronta sulla luna fotografata da Aldrin. Fatto da altri autori, rischierebbe di essere un tuffo a testa prima nel kitsch, ma per Nidasio la leggerezza calviniana, strettamente legata al senso di morigerata misura, e il nucleo profondo da cui si sono sempre sprigionate immagini e storie. Il bus. Il diario di Stefi. Ieri sono andata in autobus con la mamma a fare visita alla cugina Edoarda, che abita dall'altra parte della città. A me piace molto andare in autobus se non è troppo affollato, perché posso guardare fuori dal finestrino. E poi mi piace quando rallenta e i freni fanno shriek, e quando si aprono le portiere fanno puff. A una fermata è salita una signora. Stefi, fai posto alla signora. Oh, grazie, piccina. Come ti chiami? Stefi. Bel nome. E quanti anni hai? 8. 8? Sei alta per la tua età. E cos'hai in quella borsettina? Oh, roba mia. Oh, scommetto che hai dei soldini. E di un po', ti piace andare a scuola? Cosa vuoi fare da grande? Il muratore. Oh, sentiamo un po', vuoi più bene alla mamma o al papà? Ma... E lei come si chiama? Yolanda Rossini Mascherpa. Brutto nome. E quanti soldi ha in banca? Oh, soldi? Beh, io... Mi dica un po', quanti anni ha? Anni? Oh, ma Stefi, lo sa che lei è molto grassa per la sua età? E dica, vuole più bene ad Andreotti o a Craxi? Santi numi! La mamma mi ha fatto scendere a precipizio dal bus. Ha detto che sono stata maleducata. Uffis! Ma perché ai bambini si possono fare tante domande e ai grandi no? Il diario di Stefi. Ho visto una casa tutta dipinta. Dei ragazzi l'avevano pitturata, un pezzo ciascuno. È bello, così i palazzi grigi e tristi diventano più allegri e sembrano più nuovi. Così, appena a casa, mi è venuto in mente di pitturare la parete della mia cameretta, che è un po' buia.
Vedrai, Ubu, che bel murale. Ho disegnato un arcobaleno. Ma al solito mia sorella Valentina è venuta a fare la guastafeste. Ma cosa fai? Sei matta? Lasciami stare, sto facendo un murale. Ora la sentirai la mamma, che ci tiene tanto ai muri puliti. Già, forse la mamma non sarà molto contenta. Cosa ne dici, Ubu? Era meglio che la mamma non si accorgesse subito del mio murale. Così ho appeso un poster sulla parete e ho messo davanti una seggiola. Là! Speriamo che non si accorga di niente. A letto, quella sera, pensavo che forse Valentina aveva ragione. Credo che la mamma non sarà troppo contenta. Col guanto di spugna il Vim pulirà il muro. L'indomani mattina mi alzai ancora piena di sonno. La mamma non si era accorta di niente. Ubu, nella sua cuccia cestino, beato lui, dormiva. A scuola c'era una novità. Una dottoressa insomma, una di quelle esperte che dai disegni capiscono se hai dei complessi. Sono una psicologa. Ora mi farete un bel disegno. Vediamo un po'. Fate il vostro ritratto e quello della vostra famiglia. A me piace molto disegnare. Mi sono messa subito al lavoro. Tralala. A me certe volte i disegni riescono proprio bene. Questa è la mia mamma che coi guanti e il detersivo cancella il mio arcobaleno. Sotto, in piccolo perché non c'era più posto sul foglio, ci sono io seduta nella cuccia di Ubu che dico "Oh!" e sono contenta. Il disegno deve essere molto piaciuto alla dottoressa perché non la finiva più di guardarmi e di parlare con la maestra. Poi la dottoressa mi disse: dovresti dire alla mamma di venire a parlare con me domani. Sì, signora. La mamma, infatti, il giorno dopo è venuta a scuola a parlare con la psipso. Io l'ho aspettata fuori e quando sono stata stufa di aspettare mi sono messa a origliare. Signora, il disegno di sua figlia rivela un grave stato di angoscia e ansia. Oh, santo cielo! La composizione è rivelatrice. La mamma è rappresentata grande e terribile, mentre con un guantone da box picchia la figlia che è chiusa in una gabbia. Dico, una gabbia! Grida terrorizzata. Oh, ma dottoressa, non penserà che io possa chiudere in gabbia mia figlia per poi picchiarla col guantone da box, vero? No, immagino che prima la toglierà dalla gabbia e dopo la picchierà col guantone da box. Ma per carità, ma cosa dice? Signora, lei deve lasciare questi metodi educativi se non vuole che alla bambina vengano dei terribili complessi. Ma io... La mamma è stata dentro più di mezz'ora. La dottoressa parlava sempre. Quando è uscita sembrava un po' scombussolata. Mio Dio! E dovrà usare molta dolcezza e pazienza. La lasci giocare, correre, disegnare. Anche sui muri? Certamente! Il disegno è liberatorio. E così... Ancora? Ma cosa dirà la mamma? La mamma non dice niente. Il disegno è liberatorio. Fa andar via i complessi. L'ha detto la psicologa. Vero, Ubu? Letture tratte dalla raccolta Stefi Rizzoli.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.